Appuntamento per domani mattina davanti il palazzo dell'Assemblea regionale siciliana, organizzato dai lavoratori della gestione commissariale del servizio idrico integrato della provincia di Agrigento, attraverso le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL. Il tempo stringe ed è a rischio la continuità del servizio idrico in provincia di Agrigento. Il tempo scorre e la data limite è quella del 2 agosto. Limite perché proprio quel giorno verrà meno l'incarico del commissario prefettizio Gervasio Venuti. Entro quel giorno ci si aspetta, o quantomeno il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa si aspetta, che sia l'AICA, la nuova azienda consortile costituita dall'ATI, a subentrare all'attuale gestione. Il problema non è però di poco conto, perché l'AICA attualmente è solo un'idea sulla carta, precisamente quell'atto costitutivo votato nei giorni scorsi e niente più, perché di fatto l'AICA non ha strutture né mezzi economici né un piano industriale, ha sì un CDA ma nulla di più. La situazione è alquanto complicata, il nodo principale è quello dei soldi. Di fatto i comuni, quasi tutti asfittici e qualcuno in dissesto, non hanno le somme necessarie per far partire la macchina che dovrà gestire il servizio idrico. In molti pensano che l'unico modo con cui si possa superare l'impasse è che intervenga la regione siciliana. A tal proposito c'è da registrare un incontro tra sindaci e governatore previsto per domani, mercoledì. Incontro importantissimo dal quale si spera di poter trovare la soluzione definitiva. Lo spera un'intera provincia che sta soffrendo già da diverso tempo, lo sperano i 300 lavoratori con le rispettive famiglie che stanno ancora lavorando sotto la gestione commissariale. Lo sperano anche tutte le imprese esterne che ieri hanno protestato e che rischiano anche loro il tracollo, con inevitabili ripercussioni sul piano occupazionale. E domani, intanto, incontro tra curatori fallimentari, AICA, ATI e giudici del Tribunale fallimentare. Si cerca una soluzione tampone per scongiurare il blocco del servizio idrico, in attesa che l'AICA possa partire e andare a pieno regime. Ma l'incontro più importante resta certamente quello con il presidente della regione siciliana.